Un cordiale saluto agli amici di Fogolar Politic, Europa Aquileiensis, ai cittadini di questo Friuli Venezia Giulia che in questo fine settimana ospita la grande adunata degli Alpini d'Italia. Ho pensato a lungo, così, se fosse o meno il caso di fare questo intervento di riflessione, perché so che non sarà capito da molti. Non sarà capito da molti perché si dice al cuor non si comanda e difficilmente la ratio, il ragionamento, la riflessione riesce ad imporsi sui sentimenti, sul cuore. Alle volte è giusto così, alle volte è giusto così. Un intervento, certo, di cultura politica, ma di cultura civica innanzitutto, in in un'occasione in cui pare che il pensiero debba essere unico. Viva gli alpini! Sì, viva gli alpini! Viva gli alpini per quello che sanno dimostrare spirito di corpo, spirito di solidarietà tra loro, uno spirito che nasce dall'essere stati insieme per un anno, in questo caso di servizio militare, che poteva anche essere tante altre cose. Una scusa, una scusa. Perché gli studenti, perché tutti noi che siamo stati a qualche livello di istruzione studenti, dalle elementari alle medie, o come si dice da oggi, dalle primarie alle secondarie di primo grado, di secondo grado, perché tutti noi non siamo riusciti a utilizzare la scusa dell'essere stati studenti insieme, compagni di banco, perché non siamo stati capaci di trasformare quel caso della nostra vita in una scusa per sentirsi gruppo, per sentirsi parte di un gruppo, per ricordarsi quegli anni di gioventù e per farne scusa per un ritrovo negli anni, un momento di incontro, un momento di condivisione. Perché non siamo stati capaci? Ecco gli alpini non come corpo militare, gli alpini come esperienza di vita che, e poteva essere qualunque altra esperienza di vita, anche non militare ovviamente, gli alpini come esperienza di vita che sa farsi scusa per, per la coesione, per il sentirsi parte, il sentirsi parte così, di una fratellanza, di un momento appunto di condivisione umana. Ecco. E perché è scomodo questo intervento? È perché ricordiamoci che gli alpini sono un corpo dell'esercito italiano, sono un corpo dell'esercito di uno degli stati che nel corso della storia, negli ultimi secoli, ha imposto il servizio militare. Ha imposto il servizio militare a tutti i giovani del proprio territorio. Un servizio militare che doveva essere allenamento, esercitazione all'uso delle armi per la difesa della patria, però una patria che molto spesso è stata difesa in Russia, non in Italia. E allora una patria difesa in Russia non è una difesa della patria, è un'invasione.
E allora certo, noi abbiamo il dovere di ricordare i nostri morti. Abbiamo il dovere di ricordare chi è morto perché è stato mandato ad uccidere ed è stato mandato a morire, anche se è stato mandato a invadere. E allora certo il ricordo storico ci sta perfettamente, però dobbiamo farlo con la coscienza, soprattutto una coscienza, se vogliamo, europea, che questi nostri antenati con la penna sul cappello sono stati mandati a invadere la Grecia, sono stati mandati a invadere la Jugoslavia, sono stati mandati a invadere la Russia, e allora dobbiamo onorare quei morti, ma dobbiamo anche condannare chi li ha mandati a invadere. Ma allora questa è politica e non ci possiamo esimere dalla considerazione politica. È sbagliato far finta di niente. È sbagliato tagliare la storia a pezzetti, come dire, considerare una parte e il resto non considerarlo. Non rendiamo onore a quei morti, non rendiamo onore a una memoria, certo, dei nostri antenati, se non diciamo la verità. E questo è uno dei punti. Poi parliamo di questo servizio militare. In questo servizio militare che è stato anche ampio campo di bullismo, diremmo oggi se fossimo nelle scuole, e si diceva nonnismo. E ancora oggi di quel servizio militare si parla in termini di educazione alla vita, scuola di vita. Se noi insegnanti, io sono un insegnante, parlassi di scuola di vita riguardo al bullismo, sarei da galera. Sarei giustamente da galera. Nel caso del servizio militare ancora si parla di scuola di vita, quando ci sono stati dei suicidi, quando ci sono state delle situazioni ancora molto dubbie di morti in quel servizio militare, quando sappiamo, e non si dice, che questi Vecchi e questi Boccia, tanto per parlare di alpini, altro non erano che i bulli e le vittime di oggi. Ecco. E allora cosa vogliamo celebrare? Stiamo attenti a quello che vogliamo celebrare, anche in queste adunate degli alpini. Un'ultima cosa voglio dire da orgoglioso cittadino udinese, da antichissimo cittadino udinese, pur appena varcata la soglia del mezzo secolo. Non tutti gli udinesi, non tutti i friulani sono alpini, ma non semplicemente per il fatto che tanti hanno fatto una scelta diversa, comunque hanno avuto una destinazione diversa quando c'era il servizio militare, nel senso che certo ci sono anche i bersaglieri, che certo c'è anche addirittura la marina, c'è anche l'aviazione, ci sono tante altre, come dire, partecipazioni udinesi e friulane a quello che è l'esercito italiano. Ma voglio ricordare una cosa in particolare, ci sono anche gli obiettori di coscienza. E nel ricordare gli obiettori di coscienza lo dice uno che da ragazzino voleva fare il generale, voleva fare accademia militare, anzi voleva fare il generale austriaco, nemmeno il generale italiano. Da friulano voleva fare il generale austriaco, come il grande generale Baldissera, udinese, di origine padovana. Ebbene ci fu un vescovo, un grande arcivescovo di Udine, Monsignor Alfredo Battisti. Monsignor Alfredo Battisti, un padovano che era molto più friulano di me, molto più friulano di tanti che mi ascoltano, che invitò a un certo punto i giovani del Friuli, terra di guerre, a fare testimonianza di pace. Invitò, personaggio scomodo perché ebbe il coraggio
di violare un pensiero unico che era quello alpin iomame, no, civili iomame, con orgoglio. Dopo secoli, i friulani non mandati a combattere le guerre degli altri, ma invitati a combattere la loro guerra per la pace. Una guerra che deve essere fatta di testimonianza, di rifiuto. E fu un rifiuto. Io ho orgogliosamente svolto il servizio civile quando ormai era cosa facile, ma perché io potessi e tanti potessero, tanti oggi possono svolgere, oggi che non c'è il servizio obbligatorio, svolgere da volontari il servizio civile. Ci sono state incarcerazioni, ci sono stati giovani che sono stati rinchiusi nei carceri militari perché si sono rifiutati di fare il servizio militare perché volevano dare una testimonianza diversa, e in tempo di guerra ci sono stati dei fucilati perché si sono rifiutati di combattere. A loro noi del Fogolar Politic Europa Aquileiensis innanzitutto rendiamo omaggio, e certamente da udinesi, da friulani, da aquileiesi, grande omaggio a Monsignor Alfredo Battisti, che dall'alto, da qualche nuvola, ci guarda.